tutti, ben ritrovati. Oggi è il gran giorno, il giorno più atteso da tutti gli scacchisti un po' da tutto il mondo. Oggi per curiosità ho visto un po' la diretta in inglese del campionato mondiale e c'era un'affluenza di 500.000 persone su diversi siti, su diverse piattaforme, quindi c'è tanta curiosità intorno a questo match mondiale che vede al primo turno Ian Nepomniachtchi, giocatore russo qualificato per la finale perché ha vinto il torneo dei candidati, con il bianco contro Magnus Carlsen, campione del mondo in carica. La partita è iniziata con E4, dopo E5 cavallo F3, cavallo C6, quindi alfiere B5, posizione principale dell'apertura spagnola, e qui vi direi che questa posizione sicuramente la troveremo anche in altre partite, in future partite. Per quale motivo? Perché è una di quelle aperture dove entrambi i giocatori sono in grado di manovrare, di apportare magari delle novità teoriche che non vedremo nelle prime partite. A seconda di come andrà il match, prima o poi qualcuno cercherà di utilizzare delle sequenze di mosse nuove o qualche novità preparata con i propri secondi, preparata in altri contesti. Dopo alfiere B5 A6, alfiere A4, quindi cavallo F6 attacca il pedone centrale, che in realtà indirettamente è difeso. In caso di cattura il bianco potrebbe proseguire con torre 1, potrebbe decidere di giocare D4 aprendo le linee, e qui una mossa un po' più sicura da parte di Carlsen, che chiaramente vuole evitare anche l'effetto sorpresa. C'è da dire che durante tutti i match mondiali è veramente raro vedere delle vittorie, è stato molto raro, improbabile, vedere delle vittorie durante la prima partita. Infatti un commento subito che ho letto dopo questa partita, era scritto che la prima partita di un campionato mondiale non si vince, quindi si conclude in parità, ed effettivamente questa partita si è conclusa in parità. E vediamo un po' che cosa è successo. Torre 1 sulla scacchiera, B5 attacca l'alfiere che torna indietro, e a questo punto arrocco corto. Arrocco corto, e nel momento in cui mettiamo il re al sicuro abbiamo l'idea di fare eventualmente D5 in futuro. E adesso arrocco direi anche che è una mossa psicologicamente molto valida. Per quale motivo? Se Nepomniachtchi giocasse C3, e a questo punto il nero, tra le tante sue possibilità, perché qui potrebbe giocare D6, cavallo A5, D5, alfiere B7, torre 8, come vedete è un'apertura alla spagnola dove veramente si può manovrare in tanti modi. La possibilità più aggressiva per il nero in questo momento è il famoso attacco Marshall, perché è una continuazione molto tagliente, molto forte, perché in questo caso, quando il bianco cattura il pedone centrale e il nero riprende, questo pedone non è più difeso da nessuno, e quindi seguirà una possibile cattura in cui il parziale è che il bianco ha un pedone in più. Però a questo pedone, dato che il cavallo attaccato lo difendiamo con C6, a questo pedone ciò che corrisponde è una fortissima iniziativa da parte del nero. La mossa più logica è senz'altro D4, in questo momento controlliamo il centro, ma dopo alfiere D6, come vedete, la torre andrà via e il nero si ritroverà con un alfiere che punta all'arrocco, accompagnato da un altro alfiere lungo la diagonale. Come vedete, queste tre frecce rosse dicono ok, la posizione è molto dinamica e aggressiva per il nero, ovvero che il bianco ha un pedone in più, e il corso dell'apertura vorrebbe dire che il bianco deve provare a difendere e il nero attaccare. C'è da dire che lo stile di Ian Nepomniachtchi è uno stile creativo, aggressivo, e quindi difficilmente lo vedremo durante il corso del torneo in posizioni leggermente inferiori in apertura. La partita è proseguita con H3, evitando appunto il Marshall, quindi H3 prende anche il nome di variante anti-Marshall della spagnola, perché H3 è una mossa utile per il bianco perché controlla una casa G4 che potrebbe essere una casa di appoggio per i pezzi neri nella variante principale, e soprattutto, dato che non ha fatto C3, dopo una possibile D5 il cavallo trova riparo, trova sviluppo in una casa utile, in una casa abbastanza logica. Cavallo A5 da parte di Carlsen, e qui si va verso delle semplificazioni. Questo alfiere in B3 nella spagnola è chiaramente il pezzo più fastidioso, più forte, quindi se lo cambiamo il nero è contento. Da nero si è molto soddisfatti cambiando questo alfiere, però è chiaro che anche in questa posizione si è dato un pedone.
Alfiere B7 insieme al cavallo controlla la casa centrale e questo cavallo resta un po' sospeso, perché adesso c'è il solito bivio, la solita decisione un po' difficile. Cosa faccio? Conquista il centro e rafforza magari la posizione di un cavallo in E5 oppure difende il pedone centrale. Sicuramente è molto più importante difendere il pedone centrale, perché il futuro del cavallo lì al centro della scacchiera non è così stabile, perché il nero semplicemente potrebbe catturare il pedone e poi tra qualche mossa scaccerà il cavallo. D3 giocata da parte di Ian Nepomniachtchi, e a questo punto la reazione di Carlsen è una reazione energica. Il giocatore che ha un pedone in meno, o perché l'ha perso o perché l'ha sacrificato, e qui senz'altro Carlsen ha sacrificato il suo pedone, deve sempre cercare iniziativa, tattica, un gioco dinamico, coordinazione di pezzi. La mossa D5 riesce in questo, risponde un po' a tutte le esigenze del gioco del nero. Pedone per D5, donna per D5, piccolo tema tattico abbastanza famoso, ricorrente, quindi il famoso tema della batteria si è appena creato, e con ovvie minacce. La minaccia di matto in G2 è chiaramente all'occhio di tutti, e una mossa come cavallo F3 difenderebbe dal matto, però direi anche che cavallo F3 non è poi una mossa ambiziosa. L'interpretazione del gioco del nero è senz'altro molto dinamico. Il nero potrebbe proseguire con alfiere D6 e in caso di cavallo C3 spostare la propria donna in H5, e come vedete anche qui ci sono visivamente ma anche fisicamente i pezzi del nero concentrati sull'azione sul lato della scacchiera dove si trova il re bianco. Quindi questa coppia degli alfieri con una minaccia di alfiere per F3 che comunque rovina, altera la struttura pedonale, crea ovvi problemi. A questo punto direi che la torre è l'unico pezzo che fa qualcosa, comunque si trova su una colonna libera, e allora qui il nero senz'altro sarà ben disposto a cambiarla. In partita Nepomniachtchi, quindi Ian Nepomniachtchi, ha deciso di giocare una mossa molto più tranquilla, ha deciso di tirare il freno a mano senza correre troppi rischi. Donna F3, prendiamo, metto la donna in condizione di essere cambiata, e quindi vediamo come proseguita la partita. Alfiere D6 attacca il cavallo e Re F1. In realtà vedete questo dettaglio, Re F1 è una mossa importante ma anche molto furba, perché in questa posizione la torre non è difesa e quindi questo cavallo tra virgolette si potrebbe inchiodare. Prima o poi il nero potrebbe fare un torre 8, attacca il cavallo dietro il quale c'è un pezzo non difeso, e queste idee creano i famosi temi dell'inchiodatura, della tattica e anche del sovraccarico. Re F1 risolve il problema, perché adesso tutti i pezzi del bianco, a eccezione di questa torre lì lontana, sono sotto controllo. Torre B8 logica. È molto difficile da giocare una mossa come torre B8, perché come vedete tutti i pezzi si raggruppano, e quando i pezzi sono raggruppati tra loro si tolgono spazio a vicenda. Torre B8 serve per svincolare la donna e spostare la donna in questa posizione. Magari una donna per E5 rientra tra le varie possibilità, così come donna D4, donna C5, donna E6. In pratica è necessario difendere questo alfiere di B7. Donna per D5, cavallo per D5, e questa è la posizione raggiunta. Alfiere D2 giocata, dunque C5. Il parziale dice ok, il bianco ha un pedone in più, ma il nero ha la coppia degli alfieri in gioco con il centro aperto. La coppia degli alfieri è sempre molto forte, con il centro della scacchiera aperto diventa devastante, fortissima. Cavallo F3 per Nepomniachtchi, e a questo punto torre D8, Carlsen inizia le sue manovre per cercare di ottenere qualcosa. Il fatto che ci sia lo svantaggio, comunque questo squilibrio materiale di un pedone in più per il bianco, diciamo che permette al bianco di creare qualche manovra. Vedendo i commenti in diretta, una proposta che non è umana, perché è una proposta anche di un software molto potente che analizza le posizioni degli scacchi, proponeva questa sequenza. Torre C1. Torre C1, l'idea potrebbe essere cercare di giocare
o meglio, dopo cavallo C3, cavallo B4, e il piano della macchina, il piano del software, di un software molto potente, è quello di giocare torre C1, cavallo E2, cavallo E1 e poi a poco giocare C3, scacciare il cavallo e ricominciare per fare D4, ma questo è un piano molto innaturale. Si potrebbe intuire che qualcuno deve difendere il pedone C2 e che, dato che ho da questo lato 4 pedoni contro 3, è chiaro che devo provare a creare un pedone libero, però il problema è che la coppia degli alfieri, anche nel caso riuscissi a creare un pedone libero, è sempre pronta lì a rallentare il mio gioco. Torre C8 per Carlsen. Qualcuno potrebbe essere attratto da questa mossa, alfiere per F3, pedone per F3, però ricordiamo che qui il nero ha comunque il pedone in meno, ovvero che questi pedoni sono brutti, sono doppiati, sono deboli, non meno il pedone H3, però è sempre un pedone in più. Quindi torre C8 per Carlsen, cavallo E2, cavallo C6. Adesso c'è una fase di manovra per entrambi in cui ciò che si ottiene è una posizione diciamo abbastanza equilibrata. In questo momento, dopo alfiere F4 di Nepo, è stata giocata alfiere per F3 e chiaramente alfiere per D6 non funziona perché verrebbe neutralizzata all'istante dall'intermedia alfiere per scacco, seguita da torre per D6 con evidente vantaggio materiale. Quindi pedone per F3 è obbligata e a questo punto ci ritroviamo di fronte questo finale. C'è da dire che nel momento in cui sono state cambiate le donne la posizione tende al pari. Qui di fatto il pedone in più, perché ne abbiamo sempre questi 7 pedoni azzurri contro 6 pedoni per il nero, e chiaramente potrebbero dare un qualcosina di più al bianco, però attenzione perché sono tutti pedoni deboli. C'è stato un commento molto divertente, molto bello in diretta, che è stato i pedoni del bianco sono così brutti che qualsiasi casa per il cavallo è una casa ottima. Ok, torre 1, cavallo F5, il commento è stato del grande maestro Alessio Varsecchi. Cavallo H4, il pedone è tra virgolette andato, perché difenderlo è possibile ma non con il re, è possibile difenderlo con la torre, e dopo re F8 a questo punto è stata giocata cavallo G2 per cercare di semplificare. C'è da dire che il nero non è d'accordo, quindi il nero porta il cavallo in F5, attacca la torre e dopo torre 5 qui è curioso perché si potrebbe probabilmente provare a cercare una ripetizione, perché se il nero giocasse cavallo H4 scusate, non in questa posizione, in un'altra, ok, si potrebbe cercare di creare una ripetizione, però non in questo momento, ho fatto un po' confusione con le varianti. Qui G6 è mossa necessaria perché bisogna difendere il cavallo e a questo punto la minaccia resta perché torre per D3 lì nell'agguato, pareggiato il numero di pedoni, la posizione è chiaramente equilibrata. Cavallo 1, cavallo G7, fase di manovra per entrambi, adesso accelero un po' così vi mostrerò realmente tutta la partita. F5, la torre è sotto attacco e vi dico che andare da questo lato per provare ad attaccare questo pedone in realtà è una mossa perdente, come vedete, e questo è un consiglio valido per tutti. Ricordate che le torri sono molto forti nelle colonne, però diventano debolissime sulle traverse, soprattutto sulle traverse centrali in medio gioco. Infatti questa torre purtroppo si perderebbe all'istante perché G5 attacca la torre che deve andare in H7, ma dopo re G8 la torre intrappola. Torniamo in partita, ok, quindi dopo la F5 per il nero, torre 4, la torre si sposta, cavallo E6, andiamo lì al centro della scacchiera, spasso per cercare di migliorare la posizione, e qui arriva B4. B4 anche questa è una mossa notevole, e c'è un dettaglio perché il pedone B, come vedete, blocca 2 pedoni. Una rottura con C4 che potrebbe attrarre il gioco di qualcuno perché magari si pensa ok, apriamo le linee e portiamo le torri in gioco, in realtà strategicamente è inferiore perché B4 cerca di provocare questa spinta per poi conquistare questa casa, che è una casa ottima sia per la torre che per il cavallo, e allora vuol dire che il bianco deve stare fermo. Mentre se io pianificassi l'idea di fare C4, così come il nero apre le colonne, anche il bianco riuscirà ad aprirle, e da questo lato ricordiamo che abbiamo sempre da bianco un pedone in più, quindi nelle semplificazioni la matematica non ci darà ragione. B4, Re 2,
centralizzazione del re, siamo in finale, tutti i pezzi devono giocare e quindi effettivamente è così. B per C3, pedone per C3, torre per B3, parità materiale perché il pedone B era realmente difficile da difendere, e a questo punto si gioca 5 pedoni a testa, e allora il pedone H inizia a conquistare spazio, a togliere case. Questa è una posizione che vi dico, il software valuta come 0-0-0-3, ok? Piccolissimo vantaggio per il nero, perché chiaramente considera che questi pedoni F sono brutti, al di là che lo dica un computer, questi pedoni F sono abbastanza terribili. Torre 1 giocata in partita, adesso vado un po' rapido. Dopo re F6 il cavallo bianco raggiunge una casa ottima perché da C4 non lo scaccerà più nessuno, e allora nel momento in cui il cavallo si trova in C4 questa è una posizione che chiaramente tende al pari, è abbastanza equilibrata perché a un fortissimo cavallo C4 corrispondono due bruttissimi pedoni F. Torre 7 cavallo E5, la posizione continua, qui c'è una ripetizione di mosse e i due giocatori diciamo, hanno incrociato il proprio sguardo, hanno capito che qui realmente c'è poco da fare e la prima partita del match mondiale si conclude su questa posizione. Ok, vi mostro rapidamente la partita dall'inizio come mia abitudine, e quindi è stata un'apertura spagnola con a Rocco un tentativo di evitare l'attacco Marshall del nero, quindi questa H3 giocata evita l'attacco Marshall, e dopo cavallo A5 si va verso una posizione abbastanza equilibrata. C'è da dire che durante le prime partite c'è una fase di studio per entrambi i giocatori, e poi cosa molto importante, dato che con il bianco è più facile sorprendere l'avversario ma cercare anche di prendere iniziativa, solitamente il giocatore con il nero ciò che cercherà di fare è neutralizzare proprio quel piccolo vantaggio del tratto, quella mossa in più che il bianco può cercare di realizzare. Ok, questa è la partita, la posizione è raggiunta, dove il bianco resta col suo pedone in più, ma il nero abbastanza compenso vista la presenza degli alfieri, della coppia degli alfieri in gioco. La partita continua in questo modo, il bianco resta col suo pedone in più, ma la struttura pedonale è senz'altro inferiore. Ok, vediamo un po' come è andata. Cavallo E6, cavallo salta in G2, B4, mossa notevole che comunque sia recupera alla lunga il pedone, perché l'idea è giocare torre B8 e pedone cattura in C3. Se il bianco giocasse C4 il nero è soddisfatto perché c'è una casa D4 fortissima da occupare, quindi B4, Re 2, torre B8, Re D2, ma adesso è tardi perché caduto il pedone B3 non resta altro che ricominciare le manovre. E qui la scuola russa, perché H4 diciamo che a questi livelli una mossa come H4 è veramente facile da immaginare ma anche molto facile da intuire. H4 serve per togliere la casa G5 al cavallo, però è molto bella la manovra del cavallo bianco perché il cavallo si sposta in E3 e raggiunta C4 e questa è una posizione equilibrata. Ok, detto prima la scuola russa perché i giocatori dell'ex Unione Sovietica, quindi Russia inclusa, sono giocatori che lavorano tantissimo sui finali, quindi riescono a percepire qual è la posizione migliore di qualsiasi pezzo, ed effettivamente il cavallo in C4 è sicuramente una manovra vista rapidamente da Ian Nepomniachtchi che porta a una ripetizione di mosse, e quindi la prima partita del campionato mondiale che si gioca a Dubai, così come potete vedere dietro di me, e si conclude in parità. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!